Amici di Sportissimi, un buon pomeriggio qui dal vostro caro Marco Genduso per commentarvi la nona giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Marineo e Sciacca. Una sfida che si prospetta molto importante, soprattutto per la classifica. Partiamo dalla squadra di casa, forse non ha iniziato molto bene questo campionato, difatti si trova al penultimo posto con 6 punti al momento collezionati. D'altra parte invece sicuramente ben più felice la situazione in classifica dello Sciacca, che si ritrova al quarto posto con ben 16 punti, dunque 10 in più rispetto ai propri avversari. Una vittoria importante quella dell'ultimo turno contro la super giovane Castelbuono, grazie ai gol di Mistretta e di Concialdi. Nel frattempo noi continuiamo con le nostre statistiche, ma vediamo le due squadre fare finalmente il loro ingresso in campo. Oggi un tempo, un clima che forse non è dei migliori, per utilizzare probabilmente un eufemismo. Due formazioni che oggi dovranno giocare infatti in un campo pieno zeppo d'acqua, e questa potrebbe essere sicuramente una buona notizia per il Marineo, forse per una gara un po' più sporca, un po' più cattiva dal punto di vista chiaramente agonistico, un po' meno invece per la tecnica dello Sciacca, che presenta giocatori come Concialdi, come Ervini, insomma gente che con la tecnica sa parlare e anche tanto. Poi chissà che magari qualche calcio di punizione non sia una delle chiavi di lettura di questa partita. Ci immaginiamo infatti Francesco Maggio, uno degli specialisti in casa Marineo. D'altra parte Concialdi potrebbe essere una soluzione. Insomma, sono tante le possibilità di questa partita, però bisogna fare soltanto parlare il campo. Ricordiamo 90 minuti di gioco, poi ci sarà il verdetto finale, chiaramente, salvo recupero. Nel frattempo entra anche la terna arbitrale. Oggi la terna arbitrale è tutta di Marsala, con il signor Giuseppe Asaro, poi Luigi Ditta e Vincenzo D'Alberti. Queste sono le scelte della federazione per questo match, il trio arbitrale di Marsala. Le due squadre si stanno schierando in campo, da un lato vediamo capitane Ciccio Maggio, dall'altro invece Dennis Di Mercuri. Due si conoscono tanto bene perché erano in quelle grandi cani cattivi che negli anni passati, lottando insieme all'Icata nella stagione 2018-2019, ha sfiorato l'impresa di approdare in Serie D con un campionato strepitoso. C'erano giocatori come Benniraci, come Alessio Ferotti, come Giuseppe De Luca, insomma una squadra molto forte. Vito Lupo, per per citarne sempre di altri, Angelo Caronia, insomma potremmo andare all'infinito perché erano giocatori veramente tanto validi, con tanta sfortuna perché soltanto ai rigori contro il Biancavilla sono usciti sconfitti e dunque non sono riusciti ad approdare in Serie D. Nel frattempo le due squadre sono già in campo, stretta di mano con il direttore di gara. Vediamo le scelte. Partiamo dallo Sciacca perché tra i pali c'è Kepa, poi Dennis Di Mercurio con la maglia numero 2 si va però sotto la curva dello Sciacca, qui sempre presenti, nonostante il tempo non sia dei migliori e dei più facili per raggiungere questo campo. La tifoseria è sempre presente, non vuole lasciare mai sola la squadra. Foto di Reto con Kepa a aprire la fila, a chiuderla invece Jammeh con la maglia numero 6. Con la 7 invece vediamo Gaffano, uno dei giocatori più interessanti, per lui già 2 gol in questo campionato. Forse manca ancora un goleador allo Sciacca, segnano un po' tutti, però nessuno senza forse esagerare, per dire eufemismo. Nel frattempo vi mostriamo lo scoreboard, adesso si attende soltanto il fischio iniziale con il Sanna Sardo sul punto di battuta, e sarà dunque il Marineo ad iniziare la sfida. 15:01, leggermente in ritardo inizio di questa sfida. Vediamo quindi Di Mercurio sulla destra, Rotolo sulla sinistra, Jammeh e Cipolla invece come centrali. Poi Concialdi lo vediamo al momento come vertice basso, e sull'altro poi vediamo Ervini si sente molto largo con la maglia numero 11, Mistretta dall'altra parte. Inizia anche la sfida con il primo tocco per il Marineo, subito Maggio che cerca Di Peri cerca subito di aprire dalle parti dei compagni, non trova però la giusta soluzione. Poi Di Maggio va leggermente meglio verso Asaro, dunque rimessa per lo Sciacca con Di Mercurio che prova un attimino ad asciugare il pallone, ma credo che oggi non sia qualcosa di semplice viste anche le condizioni. Concialdi va incontro ma sbaglia, si riparte dunque con la rimessa per il Marineo, viene lasciata lì le braccia di Asaro, di Arusa, scusa. Ottimo che il movimento di Mistretta, va incontro, cerca di far correre Ervini, è molto veloce, può arrivare, lo insegue, poi Marino, sconto tra i due, non c'è nulla, gioco fermo però ha preso una botta qui Ervini, subito gioco fermo. È stata una buona trama quella creata dallo Sciacca con Mistretta che ha dato incontro al pallone e poi ha lanciato dalle parti del compagno
un buon taglio alle spalle della difesa con l'Oporto che lo stava comunque inseguendo, poi lo scontro tra Marino e appunto Erbini, con l'attaccante che ha avuto la peggio, sicuramente non è un colpo facile, si sta rialzando fortunatamente. Tutto che nel frattempo stanno discutendo con Cialdi, Cipolla, ma anche Giammè, Di Mercurio e Rotulo. Buonasera, tutto ok fortunatamente. Siamo due, no? Siamo due. Perché ho detto poi, io dopo 1000 km che mi visitato su mia. Maggio a lungo a cercare qui a Misi, poi protesta perché vuole un tocco con il braccio, ravvisato anche da parte del direttore di gara, dunque fallo di Mercurio con un tocco irregolare, sarà quindi calcio di punizione, continua ad avanzare quindi il Marineo e vediamo sempre Maggio a battere questo calcio di punizione, lo dicevamo, può essere una soluzione da qualche calcio piazzato, da qui è un po' complicato in realtà pensare un tiro, Roccheba ne vuole uno solo in barriera, ovvero Galfano con Coccialdi che si stacca e andrà proprio Maggio, va con il destro, battuta molto forte, non è battuta male, che va però molto bravo qui a battezzare fuori con tranquillità. Oggi vediamo per il Marineo Vinicius lì davanti con la maglia numero 9. Recupera palla, nel frattempo allontana Cipolla che cerca di levare le castagne dal fuoco, poi lancia in avanti verso Erbini, anticipo Marino anche con la copertura in questo caso di Loporto, subito molto bravo. Tutto in avanti, palla che rimane lì, testa poi Vinicius, allontana Di Mercurio, palla in rimessa. Questo gioco fermo per ora. Messa quindi con le mani, con Arusa che cerca forse un compagno, trova Vinicius di testa, poi direttamente tra le braccia di Cheba con Giammè che aveva lasciato il pallone, adesso può scattare Erbini che si è rialzato quindi dopo la botta precedente, rientra bene sul destro, finta e controfinta molto bene verso l'interno del campo. Erbini, palla centrale, buono qui il lavoro, tac, ottimo, poi a cercare Rotulo che cerca il traversone in mezzo, non sbuca però di testa Galfano, ma grande azione qui con il tacco ottimo, e Rotulo che aveva fatto anche un ottimo cross, in questo caso il tacco era di Genco che aveva messo Rotulo nelle condizioni di crossare da tornante sinistro, quasi da esterno di fascia, proprio il terzino, ha fatto anche un ottimo cross, d'altra parte Galfano non è arrivato al colpo di testa. Palla ancora una volta, lo porto allontana, poi sfera allontanata. Dunque Marino con le mani potrà ripartire questa rimessa dal fondo, mette il pallone lì, io se lo lascia a Maggio che andrà probabilmente lungo, infatti proprio questa la soluzione, subito palla a cercare la testa
poi in anticipo Rotolo, Jamais invece mette una pezza prima in anticipo, testa di Mastro Paolo, palla che rimane lì, scivola Cipolla, campo gente che non aiuta, mistretta, va incontro molto bene anche Erbini, va a scattare sulla velocità, lo porto, lo ferma molto bene Mastro Paolo. Esce sulla pressione Fricano, forse c'è fallo, e infatti è così, poi ha continuato in questo caso senza prendersi il calcio di punizione Taormina, però il Tregara aveva già fischiato, dunque calcio di punizione, c'è un piccolo momento di break per poter ripartire, sono passati 7 minuti all'inizio della sfida. Peri si prende lui con personalità, la briga di partire con palla al piede, poi lotta un po' di difficoltà Vinicius. Poi in anticipo Arusa sulla pressione anche di Galfano, riesce comunque a andare bene qui Fricano, palla centrale, poi allontana anche con l'aiuto della difesa verso Sannasardo che invece non ha controllato bene il pallone. Genco torna dietro, Di Mercurio mette un po' in difficoltà, riesce comunque a controllare l'Africano con una grande giocata, con tanta personalità. Africano si autolancia, però c'è infatti una trattenuta precedente, dunque calcio di punizione, intervento irregolare, e dunque calcio di punizione. Vediamo Concialdi sul punto di battuta, probabilmente ci aspettiamo un cross dentro l'area di rigore, salgono un po' tutti, sale Jamais che potrebbe essere una soluzione, sale anche Cipolla, due che sentono tanti centimetri lì davanti, e di conseguenza qualche colpo di testa, qualche deviazione potrebbe arrivare. D'altra parte però Loporto, Di Peri, tutti i buoni saltatori, anche Anisi che va ad aiutare nonostante il ruolo faccia l'attaccante in fase di difesa. Va Concialdi con il suo solito mancino, palla ottima con Marino con i Scipugni, esce molto bene, Genco di testa ci prova, poi allontana Vinicius, Sannasardo prova tanto a lanciarsi con questo pallone non controllato benissimo da Rotolo, poi testa mette una pezza, lo fa benissimo Genco, un ottimo inizio. Cipolla con l'esterno, qui Maggio in spaccata così da taekwondo. Adesso Rotolo di testa in anticipo su Concialdi, va incontro e si ritorna direttamente da Cheba. Al momento 9 minuti dove non ci sono state interruzioni, soltanto tanti ritmi forsennati. Cipolla, Concialdi, Jamais, Rotolo con il mancino cerca Erbini, poi la palla è ancora in campo con Di Peri che sembrava quasi potesse uscire, invece non è così. Erbini si era fermato, qui forse un piccolo errore da parte del numero 11 che aveva pensato erroneamente che palla potesse uscire, non è così, e dunque rimessa con Loporto. All'alta Vinicius di testa fa una sponda, poi Fricano mi setta di testa ancora da allungare, sempre in anticipo omaggio, un buon inizio anche per il capitano del Marineo. Arusa, Sannasardo alza questo pallone, esce benissimo sgusciando su Concialdi, poi palla lunga a cercare lo stacco, non è fuori, esce Genco, poi sbaglia tutto, Sannasardo cambia verso Amisi che è molto largo, adesso spetta a lui forse cercare di fare qualche giocata in più anche per intendersi con il brasiliano Vinicius, attaccante che fa sicuramente del fisico una delle armi migliori. Dall'altra parte invece è Di Peri, l'esterno a destra, al momento più cercato rispetto ad Amisi, lunga di testa verso Vinicius, la controlla un po' in difficoltà ma riesce con il fisico ad avere la meglio. Di Peri prova ad aprire con l'esterno, c'è nulla, si continua. Amisi sull'alto di sinistra, Di Mercurio taglia la strada, lo fa benissimo, e dunque palla in rimessa dal fondo. Rotolo, Jamais
allunga la squadra verso Genco che la tocca un istante, poi Erbini prende velocità sull'Oporto, è molto bravo lo strattone, un po' il difensore, Erbini è più veloce, però non c'è nulla, parte anche un parastinco in questo caso Erbini, forse ci stava un calcio di punizione non ravvisato da parte delle trio arbitrali di Marsala. Concialdi chiude bene Taormina in mezzo al campo, poi si autolancia Di Bari che cerca pure una conclusione con il destro, forse ha chiesto un po' troppo, prendi sì la porta, ma quella che ci porta in questo caso, il gioco di parole, fuori dal campo. Presa prontamente poi Cipolla, avanza l'ex Agragas, va giù, scontro con Vinicius, e questo forse è anche un po' quello che ha chiesto mister Marino all'esordio assoluto sulla panchina delle Marineo. Probabilmente ha chiesto questo, quindi un atteggiamento un po' più di grinta, un po' più anche con un baricentro più alto, lo stiamo vedendo effettivamente. Poi scivolata parte di Taormina in anticipo, andrà con le mani Dennis Di Mercurio, giocatore ricordiamo ex Canicattì, ma incontro, sbaglia, poi Amissi molto bene qui con il fisico, poi c'è un fallo, non è d'accordo la squadra ospite con la scelta da parte del signor Mazzaro, è ancora a terra però. Vediamo come si risistema adesso il Marineo, perché probabilmente andrà a lungo con Maggio, qualcosa che abbiamo già visto più e più volte in questa partita. Sono passati 13 minuti, ma già il canovaccio sembra abbastanza scontato, potremmo dire, ma quando si ha un giocatore come Francesco Maggio è chiaramente una di quelle possibilità, una di quelle soluzioni, anzi, più giusto, da cercare. Dunque Maggio sul punto di battuta, rimangono dietro però Di Peri e Mastro Paolo, non salgono i due, un po' più avanti invece Taormina. Maggio cerca il traverso e deviazione, poi Kepa fa un miracolo, vede partire praticamente all'ultimo e poi con la mano sinistra mette in calcio d'angolo, grande occasione per il Marineo, ma soprattutto che parata di Kepa. Quindi calcio d'angolo, minuto 13 di gioco, la prima vera occasione di questa partita l'abbiamo vista di stampo blu e nero, ovvero il Marineo. Lo Sciacca è una squadra che al momento ha un andamento in trasferta spettacolare, perché non ha mai perso, 3 vittorie, un pareggio, un grande inizio. L'unico pareggio è stato contro il San Giorgio Piana, che è una squadra che invece dentro casa fa tanto bene, un pareggio che potrebbe quasi risultare oro in un campo molto complicato. Nel frattempo Jamé allontana questo pallone, levando un po' di difficoltà da quel punto di vista. Dicevamo quindi come l'andamento in trasferta dello Sciacca sia ottimo, con 3 vittorie ed un pareggio al momento. Oggi però tanta difficoltà al momento. Galfano trova Mistretta, esce fuori Maggio, lo salta Mistretta con un gioco di prestigio. Erbini, molto largo il numero 11, fa arrivare Mastro Paolo e poi, anzi Di Peri, e poi lo salta. Sempre Erbini, cambia tutto le parti proprio di Galfano. Buon aggancio contra Misi, lo sfida sulla velocità, è più veloce. Galfano va sul fondo, può crossare, vediamo, entra dentro, fermato, fallo in attacco, calcio di punizione per il Marineo. E dunque calcio di punizione, va Marino a battere. Una battuta probabilmente lunga, quella del giovane portiere, uno dei più interessanti di questa rosa. Altro giocatore piuttosto interessante però in panchina è Nicola Corsino. Andiamo a sentire al secondo tempo. Intanto lotta Jamé con il fisico, va giù, ed è anche forse l'ultimo a toccare, sì. Infatti è rimessa Marineo con l'Oporto, solitamente gioca come centrale di difesa, oggi invece come terzino, una scelta un po' più di contenimento probabilmente per consentire a Di Peri di giocare in difesa, in questo caso l'inserimento davanti alla difesa di Taormina insieme a Mastro Paolo e Sannasardo, con un atteggiamento sicuramente più offensivo, perché Sannasardo non è propriamente un centrocampista, è più un trequartista, quindi diciamo che al momento è più un 4-2-3-1, con infatti in questo momento si vede anche abbastanza bene, con Di Peri largo sulla destra, Sannasardo come
trequartista, quindi seconda punta, largo a sinistra invece Amisi, davanti Vinicius invece a centrocampo giocano Mastro Paolo che si è un po' reinventato in questa posizione, che è una mezzala, invece lo vediamo un po' più interno, quindi nei due di centrocampo con Taormina che invece in quel ruolo chiaramente lo fa benissimo. Anche la soluzione con Loporto però come terzo non è male per il Marineo, perché chiaramente è un terzino un po' più di contenimento, più marcatore piuttosto che di spinta, e forse anche con un cliente difficile come Erbini probabilmente è una scelta che potrebbe risultare vincente per quella di mister Marino. Nel frattempo Erbini vede la velocità, lo scatto di Genco, Loporto chiude bene, lo dicevamo, è un centrale di ruolo e quindi quel ruolo lo sa fare molto molto bene anche nella fase di contenimento. Adesso Marino sul punto di battuta al minuto 17 di gioco, non ci stiamo annoiando in questi primi 17 di gioco, siamo ormai leggermente oltre il primo terzo del primo tempo. Intanto Erbini sulla velocità scivolata di Sannasardo, lo salta, poi esterno di Erbini, ancora Maggio sempre in spaccata, poi Concialdi prova questo tiro senza pensarci due volte, ma è un giocatore che ha questo tipo di giocate nelle sue corde, ci prova, non trova la porta ma fa bene. Quindi rimessa dal fondo ancora per Marino, adesso sta cercando di uscire anche lo Sciacca dopo un primo momento forse più di gioco da parte del Marineo. Adesso lo Sciacca sta cercando di far venire fuori quella che è la tecnica di questa squadra. Concialdi è sicuramente quel tipo di giocatore che può fare queste giocate. Vinicius cerca Sannasardo, poi Concialdi ancora una volta sguscia, via si mette davanti Cheba, pallone rimbalza, infatti non è dei più felici. Mastro Paolo lascia lì a Di Peri, buon lavoro, si gira, calcia con il mancino, Cheba blocca ancora, questa volta parata semplice da parte del portiere, minuto 18. Cipolla, l'ex Agregas alza la testa e prova il lancio in avanti a cercare Erbini, aggancio delizioso da parte del giocatore in maglia numero 11, poi Mistretta, buon lavoro ancora dell'attaccante, poi vede Rotolo, palla imbucata, Erbini può girarsi, alza la palla verso Mistretta, poi non si capiscono i due, Taormina spazza, ma qui forse Erbini poteva anche calciare in realtà sul passaggio da parte di Rotolo, poteva anche girarsi e calciare, probabilmente aveva lo specchio libero anche diversi metri davanti, in realtà ha deciso invece di alzare questo pallone nel tentativo di servire Mistretta, forse non una scelta adatta da questo punto di vista, sicuramente molto altruista, ma forse in alcuni casi bisogna anche mettere un po' di lato l'altruismo e essere un pizzico più egoisti, perché da lì poteva anche trovare la porta con facilità. Concialdi intanto il break ottimo qui in mezzo a due, è sempre tanto veloce il tecnico mancino. Concialdi allarga verso Erbini, la riceve, carezza con l'esterno, guarda i compagni, traversone sul secondo palo, però la rovesciata Calfano, ci aveva provato, molto complicato, però buona azione dello Sciacca che, come dicevamo anche in precedenza, sta iniziando ad uscire finalmente in campo. Quindi rimessa con le mani, vediamo Fricano andare a battere, vediamo se andrà a lungo o se invece sceglierà una soluzione corta. Calfano è vicino a lui, però sembra così un po' disinteressato, adesso invece no, è una finta probabilmente. Rimangono giù Rotolo e Di Mercuri, due terzini, salgono invece i centrali, Cipolla e Giammè, quindi si batte praticamente come se fosse un calcio d'angolo. Va infatti lungo il petto di Mistretta, poi rovesciata di Giammè, alla che si impenna alta, però buona giocata da parte del difensore che ha provato a fare valere il suo fisico lì in mezzo all'area di rigore con questa acrobazia, palla fuori. Rimessa quindi con Marino, va lungo, testa di Rotolo, poi in anticipo c'è anche Jammeh che con tranquillità serve Cheba, palla un po' difficile in realtà perché in questo campo il pallone rimbalza e dunque non è facile controllarlo. Intanto Concialdi sempre molto bene da vertice basso davanti alla difesa, infatti vediamo in questo momento Fricano come mezzala, invece Concialdi come vertice basso, palla per Calfano, non si alza la bandina, Calfano calcia da fuori e poi palla fuori, però forse qualcosina qui poteva anche starci, ci sono tanti dubbi su questo intervento da dietro. Calfano stava per calciare, sicuramente non ha calciato bene perché infastidito da dietro, e qui bisogna capire
se e quanto è stato influente quel tocco. Nel frattempo palla fuori, ma grande occasione per lo Sciacca, però che palla di Freccano. Si chiede infatti il calcio di rigore anche da parte della tifoseria, però non è stato dato dalle signora Saro. Ripetiamo, un po' di dubbi in realtà, perché forse poteva anche starci. Nel frattempo Galfano rientra bene sul mancino, cerca di aprire dalle parti di Erbini, lo porto, ha chiuso bene la diagonale, palla che ha persa tutta l'area di rigore e poi termina in rimessa dal fondo. Andrà Marino adesso a battere questa rimessa dal fondo. Maggio si avvicina, però potrebbe andare lui, invece no. Palla sul difensore, l'ex Canichetti va subito lungo a cercare Sanna Sardo, che poi tocca per un istante, quasi l'aveva stoppata verso Amisi. Palla però che, come dicevamo, balzando in questo terreno bagnato non è sicuramente un aiuto. Messa di Mercurio, forse non il massimo della pulizia. Concialdi chiude ancora l'ennesimo pallone, si mette davanti col fisico, baricentro basso, non lo si sposta e dunque rimessa laterale. Col petto Mistretta, si mette davanti col fisico, poi Maggio che finisce praticamente dentro la panchina della squadra ospite. Palla lunga verso Galfano, palla dentro verso Erbene, chiude ancora Di Pere, buon lavoro da parte del 4 che fa chiudere questa diagonale con qualità. Adesso con le mani nuovamente Fricano, in precedenza aveva trovato una buona traiettoria, vediamo adesso come andrà. Va incontro Mistretta, Fricano cerca proprio lui, anticipato, poi Sanna Sardo allontana con la testa, Concialdi, Erbini prova un'imbucata verso Cipolla, Concialdi forse fa fallo ma si contiene, contropiede Sanna Sardo, recupera il vantaggio, cambia tutto per Amisi, brutto errore qui da parte di Sanna Sardo. Qui brutto errore da parte del 10 che poteva dare sicuramente meglio questo pallone ad Amisi, sicuramente con un pallone rasoterra avrebbe fatto la scelta corretta, non era sbagliato neppure quello alto, però forse là doveva essere un po' più profondo e quindi metterlo praticamente quasi a ridosso di Kepa per poi avere una deviazione fulmine da parte dell'attaccante, non è arrivata e dunque si rimane sul stato di 0-0, però è una gara molto equilibrata, abbiamo visto quindi un inizio migliore sicuramente del Marineo, poi un po' meglio lo Sciacca, adesso invece il Marineo sembra essere tornata nuovamente a spaventare. Di Peri, Maggio, tutta lunga da parte del capitano a cercare la testa di Di Peri, Rotolo lo lascia staccare, però in elevazione non gli fa paura. Sarà quindi rimessa con il Rotolo che cerca di asciugare un po' il pallone, ma chiaramente è complicato vista la tanta pioggia che quest'oggi sta ricoprendo il manto erboso di Marineo. Tanto Vinicius, scontro fisico con Jammeh, lo porta praticamente ancora di più dell'esterno. Ottima chiusura da parte delle centrali. Oggi questo scontro tra Vinicius e Jammeh è qualcosa che probabilmente vedremo tanto. Palla che scorre 1-2, poi idea geniale di Erbini verso Galfano, chiude bene però Marino in anticipo, anche ottima invece la chiusura di Arusa che in questo caso da terzino sinistro aveva coperto bene l'uscita al portiere. C'è lo scatto infatti di Galfano che come sempre taglia tanto da quella parte, invece Erbini non cerca tanto la profondità, cerca più l'interno del campo ed è ormai una soluzione che abbiamo visto più volte con Mistretta venire incontro, stesso discorso anche Erbini, poi palla lunga verso Galfano. Sanna Sardo messo davanti la porta, Jammeh invece in anticipo, molto bene qui il centrale che ha messo già diverse pezze più di una volta. Al momento insieme al collega Cipolla non stanno facendo arrivare tanti tiri
al proprio portiere. Ricordiamo l'unico è quello arrivato sul tentativo di Maggio su punizione, una palla deviata e poi una parata ottima del portiere. Di Peri prova a girarsi, poi aggancio, ottimo il palleggio da parte di uno con una scala, non sappiamo di chi si tratti, però ha fatto un buon palleggio sicuramente. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo sul punto di battuta del Marineo, vediamo se andranno corto magari sul primo o sul secondo, vediamo quale sarà la soluzione provata. Si va sul secondo palo, Loporto aveva staccato anche molto bene, poi Arusa con il mancino, Mura invece benissimo, Genco. Questo pallone probabilmente sarebbe anche terminato in porta, perché da qui almeno sembrava così, però Genco è stato provvidenziale che si è frapposto tra pallone e porta. Va giù, fallo in attacco di Mercurio con esperienza, sente il tocco, va giù, prende il calcio di punizione. Palla in verticale per Galfano, Maggio chiude ancora una volta, poi cerca Taormina di fisico, Erbini con una spallata, prende lui il possesso, poi forse chiede il fallo e infatti arriva con Mastro Paolo, non Taormina, chiediamo scusa in precedenza, ed è calcio di punizione. Poi Vinicius si mette davanti dicendo bisogna battere da lì. Cipolla Di Mercurio chiama Galfano, poi Genco cerca l'imbucata ma sbagliata, poi Di Mercurio lascia scorrere ed è nuovamente rimessa con le mani. Maggio senza badare allo stile come sempre, spazza più lontano che può, poi Vinicius allarga un po' troppo l'ala e qui commette fallo su Cipolla, che come sempre d'esperienza sa bene come guadagnarsi questo tipo di calci di punizione. Intanto Rotolo sbaglia il passaggio, Maggio allontana Di Peri, anche lui in avanti a cercare la torre di Vinicius, Cipolla ancora una volta gli dà fastidio, però questa volta commette fallo, non è, crede ai suoi occhi l'ex Akragas, però intervento irregolare, dunque calcio di punizione, può salire nuovamente in Marineo, minuto 29 di gioco, non ci stiamo annoiando. Adesso andrà Maggio, ormai è una soluzione scontata perché batte praticamente tutto lui da centrocampo in poi. Maggio cerca anche la porta, questa volta non va vicino per nulla, che va tranquillamente, blocca il pallone. Jamais avanza e va centrale dalle parti di Erbini, incontro Loporto, palla di testa che si impenna, poi mistretta, Erbini è un 4 contro 4, Erbini va giù, non c'è nulla per l'Italia, si continua con Di Peri, perde qualche tempo di gioco ma riesce comunque a scaricare il pallone. Sanna Sardo, Amisi cerca di tenere in campo il pallone, ancora un altro errore da parte di Sanna Sardo, non è la sua partita, forse il campo non lo sta favorendo, è un giocatore in realtà molto molto tecnico, per oggi sta trovando tanta difficoltà nel giocarlo. Questo è già il secondo errore sempre su quella porzione di campo, il tempo probabilmente non l'aiuta. Rotolo, le finte, buona quella sua giocata del classe 2007, poi Erbini, buona giocata in mezzo al campo, Loporto lo trattiene, è anche molto vicino il signor Asaro e dice calcio di punizione, minuto 30 di gioco. Braconcialdi con il mancino potrebbe essere una soluzione importante, c'è anche Erbini in realtà, Rotolo e Di Mercurio invece dovrebbero essere giocatori che dovrebbero rimanere più indietro. In barriera vediamo Sanna Sardo, anche Taormina, anche Mastro Paolo, anzi. Palla dentro a cercare Cipolla, allontana poi la difesa con Arusa.
Fricano si accontenta della rimessa, batte rapidamente verso Galfano, aggancia, poi non riesce a crossare perché ben messo sul fondo dall'ottima chiusura difensiva. Il Brennero si è salvata qui su questa buona giocata e vedremo se accendono anche le luci. Questa è la chiusura di Tiperi che non ha permesso a Galfano di grossare in questa sfida tra numeri 7, vinta in questo mismatch in questo caso dal 7 di casa. Marino Vallung, Jamais testa ancora una volta i compagni, poi Di Mercurio si appoggia in maniera docile alle braccia di Keba, ha già fatto una parata importante, ricordiamo, ma a parte quella poco altro. Intanto va giù Galfano, si continua, poi Di Peri, lo porto, ancora Di Peri, Maggio lungo il campo verso Vinicius, la controlla bene, poi alle spalle c'è Cipolla che praticamente è quasi come una sanguisuga, gli leva il pallone. Erbini, in avanti Erbini, lo porto, fa l'ennesima chiusura importante alla sua gara. Questa è una domanda che probabilmente faremo nel post match al tecnico, perché lui che è un centrale messo giù come terzino sta aiutando veramente tanto in fase di difesa. Poi Amici sulla pressione di Mercurio, Amici lo pressa ancora, gli ruba il pallone, poi Cipolla mette ancora una volta l'ennesima pezza, la sua partita sempre molto pulito l'ex Agracas, poi cerca il pallone verso Galfano, ma palla già fuori. Arusa, uno schema per la conclusione di Maggio e per poco non entra in porta questo tiro. Grande occasione del Marina ancora una volta con il solito Ciccio Maggio che va, l'ha battezzata fuori, però qualche brivido credo gli sia venuto. Ben servito anche da Arusa che con le mani ha messo un pallone praticamente soltanto da calciare verso la porta. Poi chiaramente non è facile perché da lì deve avere tanta qualità, però Maggio sicuramente da questo punto di vista non se lo fa dire due volte e non ha chiaramente paura di provare queste conclusioni balistiche, seppur da tanti metri di distanza. Forse sono anche quelle che lui preferisce di più piuttosto che magari un tiro sotto porta. Conoscendo il giocatore probabilmente sarà così. Intanto calcio di punizione con Concialdi, dice a Sanasardo probabilmente di allontanarsi, batte rapidamente per Di Mercurio. Non allontanato, il tempo continua a piovere, non smette praticamente un secondo e sicuramente per lo Sciacca non è una buona notizia questa pioggia. Arusa, testa di Vinicius che svetta in alto, più in alto di Fricano, poi palla che si impenna, mistretta, fa un buon lavoro, Taormina commette fallo. Non è d'accordo il 5, però era molto vicino, dice è fallo, quindi calcio di punizione con Concialdi che fa allontanare Vinicius e il signor Arusa Asaro dice basta, la prossima probabilmente è giallo. Cipolla, Concialdi, buon dribbling, adesso Di Mercurio prova l'imbucata verticale, palla che finisce su Erbini, prova a girarsi il numero 11, Erbini va sul destro e se la costruisce Di Peri, con le buone o con le cattive va bene lo stesso perché lo riesce a fermare e poi lancia in avanti verso Amici che è tanto veloce con Di Mercurio, palla adesso difesa con il fisico, Di Mercurio non lo fa passare, rimessa laterale, forse il massimo adesso. Una volta ha provato ad asciugare il pallone ma è praticamente inutile in questo caso. Infatti l'anticipo di Fricano è ottimo. Galfano, poi Di Mercurio, palla come un flipper, quasi stava favorendo l'arrivo di Vinicius. Concialdi si addormenta col pallone tra i piedi, però
per sua grossa fortuna c'è un fallo. Quindi calcio di punizione, minuto 36 di gioco, risultato al momento, ricordiamo, di 0-0, ma lo potete benissimo ben vedere sul nostro scoreboard in alto al centro, il risultato 0-0 con il cronometro che dice al momento 36 di gioco. Erbini, ben servito, va alla velocità su Mastro Paolo, è più veloce, poi trova il traversone dentro, ancora una volta chiusura perfetta da parte di Maggio, come sempre con acrobazia, ormai è la sua specialità quest'oggi. Fate già 3 così. Andrà all'Oporto a battere il calcio di punizione. Invece no, perché lascia Di Peri. Marino. Maggio. Ma lui lungo, testa di Mercurio, poi Galfano col tacco prova a portarsi a Taormina, è lì pronto ad intervenire. Amisi. Taormina sbaglia il passaggio con Cialdi, poi Fricano, Mistretta, può partire lo Sciacca, il dribbling su Maggio, palla su Erbini, palla di ritorno nuovamente sulla destra, controllo però di Arusa, che tiene anche in campo il pallone e lo scarica su Amisi, va sulla velocità in mezzo a 2, Amisi salta anche con Cialdi, buona gioca del break e poi si confonde, palla al piede con il controllo non è dei migliori di Mercurio. Centrale verso Galfano in mezzo a 3 maglie nere, anzi blu e nere, non riesce. Jamais. Rotolo. Verità molto pulita la parte del terzino numero 3. Taormina intercetta un buon pallone a centrocampo, poi si addormenta un po' non sapendo cosa fare, si fa lungo, Vinicius la tocca, Jamais. Mistretta, Amisi, fermato da Fricano, buono qui il break da parte del numero 4 che si autolancia, è molto rapido, pone l'accelerazione, c'è Galfano vicino a lui, poi cerca il traversone, deviazione direttamente però tra le braccia di Marino, che è molto attento in questo tipo di occasioni, riesce sempre a smorzare. Arusa con il sinistro, cercare Vinicius, forse attacca con il braccio di Mercurio ma si continua, Vinicius con l'esterno si appoggia, Mastro Paolo alza la testa, vuole un compagno, lancia adesso, però l'accorciato di Peri non è d'accordo, non sono contenti i tifosi locali che probabilmente avrebbero voluto che la giocasse decisamente meglio, torto sicuramente non ne hanno, però forse anche il movimento di Peri un po' l'ha messa in difficoltà perché è andato incontro anziché andare sulla profondità. Poi il contrasto di Amisi, ottimo su Di Mercurio, al momento alla meglio Amisi, doppio passo anche da parte sua, poi traversone dentro con Cialdi, la tocca, sporca e la allontana più che può. Erbini, buon aggancio, mette giù benissimo sull'Oporto, taglia verso il centro del campo, buona giocata, vediamo se la scarica adesso, lo fa ora verso Mistretta, va giù, scontro con Maggio, si continua. Poi Di Peri un po' stizzito, mette il pallone fuori, voleva un intervento irregolare, voleva un fallo, voleva un calcio di punizione, qui Mistretta non è dello stesso avviso il direttore di gara, ricordiamoci una terna di Marsala. Ma quindi rimessa con Erbini che però restituirà chiaramente il pallone ai suoi avversari e infatti fa proprio questo. Amisi, buon aggancio per lui, adesso si addormenta perché ottimo il lavoro da parte di Galfano che punta, va dentro, viene atterrato ma non c'è nulla ancora, scivola soltanto per il direttore di gara, si continua. Di Peri va lungo, Vinicius finta di scaricare e poi controlla con il petto, la porta lontano ma sbaglia, Erbini, Vinicius ancora, buon lavoro, lo porto. Poi Mastro Paolo, Genco in pressione ed è ottima la pressione di Genco perché permette ai suoi avversari di sbagliare. Rimessa di Erbini,
ma decisamente da rifare. Brutta rimessa, bruttissima. Vai, Bartolo! Però non da lui. Messa con le mani andrà Loporto. Guadagna tanti secondi, forse un po' troppi. Jamais. Per esempio Loporto ha avuto 42 di gioco. Maggio controllo non di migliore, poi spazza più lontano che poco, si a fare meta. Testa di Mercurio, va incontro Galfano, la controlla col mancino, poi forse palla fuori, si continua, tutto ok. Keba, Cipolla, pallone lungo, testa di Mistretta, cercare Galfano, scontro con Arosa, completamente scordinato. E dunque calcio di punizione, ma vediamo se c'è un giallo in panchina per il tecnico Marino, che fa il suo esordio così in panchina. La prima col Marineo si becca subito una sanzione di colore giallo. Calcio di punizione quindi con Cialdi, dunque un giallo per il tecnico, però nonostante sia, anzi a maggior ragione che sia un esordio, è comunque positivo al momento, almeno in questi primi 42 di gioco, perché una squadra che sta giocando con maggiore tenacia e costanza forse rispetto alla passata gestione, qualcosa sembrerebbe essere cambiato, e diciamo che in questo caso è anche richiesto, visto che il penultimo posto non può fare felice la dirigenza locale. Al momento sta giocando praticamente alla pari di una squadra che invece è al quarto posto con ambizioni molto alte. Intanto Concialdi va in mezzo, testa la tocca Vinicius e poi allontana Di per un po' come può. Quelle finte personalità da parte di Genco, poi con l'esterno prova ad aprire, lo tocca Erbini, poi conclusione da fuori, tentata da Africano direttamente tra le braccia di Marino, si rimane sul risultato di 0-0. Questa è una grande occasione con questa giocata finta di corpo di Genco, che ha messo praticamente le condizioni poi ai compagni di continuare la zona offensiva, con Africano che è arrivato anche al tiro, non ha calciato benissimo, però l'azione rimane. Marino, pallone alto direttamente dal collega Keba. Nel frattempo continua a piovere, non ne vuole terminare questa cessante pioggia. Di Peri di testa verso Marino, c'era la pressione di Mistretta, chiede anche ai compagni di salire in pressione, non ne viene accontentato però. Arusa col mancino, cercare il taglio di Vinicius e forse la tocca verso Sannasardo, sicuramente la tocca invece Cipolla, che va direttamente in rimessa laterale. Minuto 44, manca un minuto, poi conosceremo anche l'entità del recupero, vediamo quanto effettivamente signora Saro potrà dare. Non ci sono state molte interruzioni, dunque presumiamo forse un minuto, ma potrebbe anche in realtà non darne. Marino, Giammena anticipo, poi Di Mercurio, Taormina verso Amisi, forse fuori gioco, vediamo, la banderina al momento è bassa e invece adesso si è alzata, fuori gioco. Arrivati adesso al minuto 45, vediamo se ci sarà qualcosina da recuperare. Dicevamo, non ci sono state delle interruzioni ampie, forse un minuto, vediamo. E infatti un minuto di recupero, soltanto per qualche piccola interruzione. Decisione corretta, dunque si giocherà per altri 50 secondi perché siamo già ben oltre il 45. Petto di Mistretta, non ci arriva Genco, palla in avanti di Mastopalo, attacco di Vinicius, Sannasardo prova ad aprire ancora, ma sbaglia il tempo verso Amisi, e questo è già il terzo errore di Sannasardo, un errore non da lui però. Mancano 30 secondi, vediamo se c'è ancora lo spazio per poter attaccare. Poi Di Mercurio scivola la pallone, molto sfortunato, e dunque dovrebbe chiudere in attacco il Marineo. Vediamo se ci sarà ancora un'occasione da gol, mancano 10 secondi. Palla leggermente allontanata, e infatti
Poi va bene così perché finisce il primo tempo, dunque con il duplice fischio da parte del direttore di gara, 0-0 il risultato, pareggio a reti bianche, gara però molto entusiasmante. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi sui canali di Sportisti perché solo qui in esclusiva il secondo tempo. A dopo. La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo, durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare. Poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare e abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo il 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo a prescindere dal modo di partenza non cambiano, quindi devo dire bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino, speriamo non sia nulla di grave perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori, ma se il risultato è questo, chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere. Ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi ripeto sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure, e appena rientrano saremo ancora più forti, quindi lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso. Veniamo da una partita bella tosta di Castellammare del Golfo, e dove questi ragazzi fino all'ultimo hanno tentato sempre di far gol, e ci poteva stare che subentrasse un po' di stanchezza, però hanno sempre cercato di passare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa anche abbastanza bene, forse abbiamo spiegato un po' nella prima parte, nei primi 25-30 minuti, tante palle gol. Non so se, perché dalla mia panchina, se c'era qualche fallo da rigore, non lo so, questo lo lasciamo dire a voi o a te che se stavi riprendendo la partita, se c'era stato qualche contatto o meno. Però sono orgoglioso di questi ragazzi perché ancora una volta hanno cercato fino all'ultimo di portare un risultato positivo, e nel finale abbiamo rischiato grosso su una ripartenza loro dove meno male che non hanno trovato la porta e hanno tirato leggermente fuori dalla porta. Un campo abbastanza ostico, con una squadra che è stata costruita pure per qualcosa di più importante, perché tra quelle insieme al Gela,
Atletico Palermo, lo stesso Sciacca, una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti, per cui andremo in un campo difficile, però abbiamo 4 giorni per riprenderci, riposare, rimetterci a posto e andarci a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in ogni campo.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida. 0-0 il risultato, però tante emozioni. Attendiamo poi che il chilometro possa iniziare a scorrere. Vediamo se c'è qualche cambio. Sembra di no. Vediamo. E invece sì, c'è un cambio. Vediamo di chi si tratta. Soprattutto anche chi esce. Entra D'Amico con la 16. Vediamo al posto di chi. Non è ben chiara la sostituzione. Inizia il secondo tempo, però bisogna ribattere. Allora noi rifacciamo partire chiaramente il cronometro per essere più precisi possibili. Inizia adesso quindi con Cialdi che cerca subito di lanciare il pallone in avanti, poi Amisi cerca di tenerla lì San Nasardo, sempre Amisi, lotta Africano in anticipo e invita Keba. Palla lunga, vediamo chi è uscito perché D'Amico si è posizionato largo e dunque sembrerebbe essere al posto di Erbini. Anzi no, perché Erbini è lì in realtà. Adesso cerchiamo di capire perché Fricano sta giocando a destra. Allora qui il cambio è stato sull'autista, fuori Di Mercurio. Fuori Di Mercurio, il capitano dunque. Attacco. Si riparte dunque con l'azione offensiva del Marineo con la velocità di Di Peri, sempre molto bravo a cercare la giocata sul fondo. Rotolo chiude in anticipo, puntuale con questo contrasto. Sarà quindi calcio d'angolo, ci ha provato. Comunque dicevamo Fricano sta giocando come terzino destro, dunque da centrocampo passa a terzino con Di Mercurio che invece ha lasciato il campo. Il capitano e la fascia infatti dovrebbe essere proprio su Fricano. Calcio d'angolo, Di Peri la tocca, Keba la leva dal palo, grande occasione qui per la squadra di casa con Keba che ancora una volta si esalta. Si rimane sullo 0-0, però il Marineo adesso ha avuto due occasioni incredibili tra primo e secondo tempo ai punti, un po' per citare altri sport come ad esempio la box. Ai punti al momento starebbe vincendo il Marineo. Crossa dentro, di testa ancora Di Peri, questa volta va ben lontano, poi Keba si infuria un po' con i compagni dicendo forse di essere un po' più stretti nelle marcature, a ipotizzare quello che possa aver detto. Jamais. Rotolo, Cipolla, palla lunga, testa di Loporto con Cialdi, lascia scorrere il pallone, invece no, è con Cialdi il capitano adesso, quindi era il vice effettivamente, indistinta. Rotolo prende impallonata in pieno Di Peri, poi Vinicius non riesce a partire con Jamais in anticipo. Keba nel frattempo non solo sta continuando a piovere, ma addirittura sembrerebbe aver aumentato la potenza, la pioggia, e quindi sempre brutte notizie per tutti i giocatori molto tecnici oggi. Intanto a terra Jamais, molto dolorante, scontro con Vinicius, non c'è nessun cartellino. Lancio di Fricano a cercare la velocità di Mistretta, chiude però forse anche l'ultimo a toccare e Maggio, però col pallone già fuori. Un po' sfortunato qui Mistretta, ci aveva provato. Ringrazia comunque Fricano per
il buon tentativo, un rilancio dove lui aveva tagliato bene da sinistra verso destra, non è però andato a buon fine. Maggio va lunghissimo. Jamais. Cipolla. Timida pressione di Vinicius. Poi Fricano va giù, scontro con Amisi, tutto regolare, grande lavoro da parte del numero 11 Loic Cavasele Amisi, poi è molto veloce Di Peri che brucia in velocità il suo avversario, ma c'è in anticipo anche Keba che di fisico scorta il pallone fuori, ma grande giocata, ma ancora una volta si parte sempre dai piedi di Amisi che in quel ruolo da ala sinistra sta dando veramente tanto fastidio. Poi Fricano al colloquio con l'assistente di gara, Jamais, Keba, Cipolla. Minuto 50 di gioco, avanza l'ex Akragas, testa ancora una volta di Mastro Paolo, poi non è precisissimo perché Di Peri non può arrivarci. Jamais un po' in difficoltà perché il pallone indietro non è dei più belli, poi in avanti palla che si impenna, allontana poi Arusa alzando pallone a campanile, Maggio allontana come può, poi sta ancora una volta ad allontanare Mastro Paolo, palla poi in verticale, Jamais chiude la strada a Di Peri. Adesso si sta giocando tanto su quell'out di destra per il Marineo, con Jamais tante volte a chiudere. Galfano vuole l'interno, questa volta c'è fallo di Taormina, si lamenta, dice di non aver preso il suo avversario. Non è così per il direttore di gara, quindi fischia un calcio di punizione. Cipolla con Cialdi, ne traggia sempre di più il suo raggio di azione, adesso apre dalle parti di rotolo, ha forse chiesto un po' troppo al giovane laterale mancino, una grande partita per lui, però questa volta non può arrivare sul pallone, era molto profondo. Cialdi aveva aperto bene il campo, però forse non aveva fatto i conti con i rimbalzi del terreno che chiaramente rendono più veloce il pallone e quindi anche più difficoltoso riuscire a controllarlo e quindi a riceverlo. Intanto Maggio, Vinicius di testa, lontana come può Fricano, poi con Cialdi la pizzica un attimo, Mistretta allarga bene delle parti di Erpini, riesce a rientrare, poi scarica dentro per D'Amico che calcia verso la porta, poi Marino si complica un po' la vita con questo pallone scivoloso, però buon tentativo da parte di D'Amico che dunque si affaccia per la prima volta in questo match, lo fa al minuto 52 dopo 7 minuti dal suo ingresso. Nel frattempo si riscalda Idrissa Camarà, potrebbe essere una soluzione importante in casa Sciacca, forse in attacco al posto di Mistretta, ipotizziamo, ma crediamo che quello sia il cambio dal punto di vista tattico più corretto, attaccante per attaccante, insomma, vediamo se poi il tecnico farà proprio questo cambio. Intanto si ricomincia con Cipolla, avanza, pressione di Vinicius, Jamais tocca tanti palloni anche in fase di impostazione, accorcia a rotolo, Keba, Cipolla, va incontro Amisi, va incontro però anche Genco con un buon tocco a liberare Fricano, lancio lungo, cerca di Mistretta, Maggio ancora una volta giganteggia in difesa, poi 1-2, esce fuori benissimo il Marineo con Sanna Sardo che adesso sembra aver accorciato di tanto la sua posizione, torna invece sulla tre quarti, lancio lungo, testa Vinicius, la spizza verso Amisi, testa però soprattutto di Cipolla che accusa anche un colpo nella zona lombare, adesso si tocca anche un po' la spalla. Fricano, buona personalità da parte del giocatore dello Sciacca che vede la libertà sulla fascia destra da parte del compagno, in particolar modo Mistretta che fa sempre questo tipo di giocata, ovvero fa sulla profondità, si allarga tanto sul lato di destra, soprattutto a destra, quasi mai a sinistra, perché da quella parte c'è solitamente Irpini che fa quel tipo di ruolo. Questo perché? Perché Galfano invece anziché tagliare, anziché andare sulla destra, sulla profondità, cerca invece maggiormente il centro del campo e quindi si crea uno spazio importante. Intanto Fricano crossa dentro, testa allontana Amisi, palla che rimane lì, poi scontro, non c'è nulla. Fricano alza la testa, scarica sul compagno, adesso un po' di
mura che non ci fanno vedere con tanti ombrelli, ma veramente con tutta questa pioggia non potrebbe essere altrimenti. Poi Genco si gira, allontana, poi Maggio mette giù Sannasardo, buon lavoro questa volta. Poi Taormina ad aprire dalle parti di Vinicius Giammè in anticipo, Vinicius Giammè. Poi Di Peri contro Rotolo, buon lavoro di Rotolo, ancora una volta la tiene lì con D'Amico che apre il campo, vede lo scatto di Fricano che non può arrivare perché c'è in anticipo l'ultima giocata di Arusa che col mancino apre forse un po' troppo per Vinicius, la controlla tra due difensori, poi spinge un po' Giammè che riesce comunque a tenerla lì verso Cheba che allontana. Attacco di Amisi, palla in campo, Sannasardo con Cialdi sfida tra numeri 10, palla fuori. Però c'era forse già il pallone fuori in precedenza, non si è capito bene. Fricano con Cialdi, Fricano alza il pallone direttamente però sugli spalti, quasi vicino alla nostra postazione, meno male chiaramente, ma ci ha colpito. Gioco momentaneamente fermo, nel Marineo non si sta riscaldando nessuno. Andrà Rusa con il sinistro, con la mano sinistra insieme alla destra chiaramente, va lungo, testa di Vinicius, poi lascia discorrere Amisi, Sannasardo entra bene, poi calcia verso la porta che va in due tempi, blocca, ma è più Marineo adesso che Sciacca. Erbini viene chiamato a rispondere, doppio passo, salta all'uomo ma si allunga troppo il pallone, lo porto perfetto in questa fase. Poi Sannasardo sta giocando sicuramente meglio rispetto al primo tempo, poi fa un altro errore però, poi lo porto, si scontra con Cheba, chiede scusa però il giallo è inevitabile. Stretta di mano 3-2. Grande partita del portiere classe 1997 Cheba, tante parate importanti, due sicuramente provvidenziali, la terza non era difficilissima però con questo pallone e con questo tempo sicuramente lo diventa maggiormente, ovvero il tiro di Sannasardo. Nel frattempo Cipolla dopo il passaggio di Rotolo, palla lunga, cercare ancora Erbini, salta di testa in alto D'Amico, non arriva, poi con Cialdi mette tutti d'accordo, poi cerca il passaggio, non riesce con Maggio, poi conclusione da fuori di D'Amico decisamente errata perché finisce fuori di molto, anche fuori dallo stadio. Nel tempo viene cambiato anche il pallone perché chiaramente non è più prendibile. Maggio va lunghissimo, petto di Vinicius, come sempre un lavoro eccezionale lì davanti. Mastro Paolo contro due, subisce fallo, aveva forse perso il tempo della giocata. Pallone lungo, testa poi di Rotolo, D'Amico, poi palla lunga, cerca di mistretta, testa ancora di Peri, Taormina allontana, testa verso Vinicius, Giammè in anticipo, poi Vinicius alla meglio con il fisico, cosa è cross, rientra, scivola un po' e Giammè prende il tempo, subisce anche fallo. Tanti applausi per Giammè perché sta facendo una partita incredibile. Cipolla va centrale, mistretta qui, ottimo lavoro di Peri, riesce comunque a tenere botta l'attaccante con Cialdi, con il mancino apre forse un po' troppo, riesce comunque a tenerla lì, rientra Fricano, poi palla in orizzontale sbagliata, Amisi può ripartire, c'è anche il ritorno da parte di Galfano, ma Amisi va al centro del campo, poi sbaglia il passaggio, Sannasardo anticipato da Cipolla che va a lungo verso mistretta, però ritrovate dalle braccia di Marino, minuto 59. Stiamo entrando praticamente nell'ultimo terzo di partita, che siamo praticamente alle 60 di gioco. Erbini vuole
giocare con la sua tecnica, sceglie il fondo sul sinistro, saltarlo ma poi traversone dentro con il petto di Pere, molto bene qui a chiudere il numero 4 esperto, adesso con il petto anche Vinicius, mette giù un pallone, non è facile anche sulla pressione di Jammeh, poi si torna dietro, palla lunga, cambiare campo, dittamente però testa di Friccano. E quindi rimessa con le mani, Vinicius di testa, alza verso Amisi, stacca anche Cipolla, palla che viene persa, poi Amisi ancora una volta lotta, che partita dell'11, con la ruleta riesce a passare, poi Amisi ancora laggiù, calcio di punizione, ha provato a fare confusione lì davanti Amisi, e ci è riuscito perché con la sua tecnica è riuscito a sfuggire alle marcature, si guadagna anche un calcio di punizione importante e adesso Maggio da lì calcerà. Diciamo che ci sbilanciamo un po' quando Maggio va a battere le punizioni, perché quasi mai prova il traversone, prova quasi sempre la conclusione, quindi è anche un po' facile riuscire a capire le sue intenzioni, ma con un tiro così effettivamente siamo pure d'accordo con lui. Andrà quindi Maggio, che sa bene della qualità nei calci piazzati del numero 6 Canicatti, e dunque mette ben 4 uomini in barriera, stavo per dire in panchina, chiaramente no, in barriera, anzi 5 addirittura. Va Maggio che fa, gira il pallone, che va ancora, prende anche questa, forse la diretta sul palo, ma non rischia il portiere che la tocca e mette in calcio d'angolo. Quindi calcio d'angolo, Sannasardo sul punto di battuta, ma adesso il Marineo ha sfruttato veramente ancora il gol, e questa è la quarta occasione da rete, un po' in ombra lo Sciacca, però credo che sia una questione anche climatica, perché con la tanta tecnica in campo, con Erbini, con Gialdi, forse il campo non aiuta. Pallone fuori per Maggio che impatta decisamente male, svirgolata. Dicevamo, lo Sciacca è una squadra sicuramente molto forte, però con tanta tecnica, e quindi con un campo così pesante oggi forse non sta riuscendo ad incidere come avrebbe voluto la tecnica di Galfano, la tecnica di Erbini. Questo è stato in campo anche D'Amico, chiaramente Mistretta con Cialdi, insomma c'è tanta tecnica, ma intanto è pronto anche un cambio. Vediamo chi va a scegliere il gioco e chi subentra. Con la palla che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Fuori Erbini sicuramente, però non è felicissima. Adesso vediamo anche contezza del cambio, perché non riusciamo a capire l'ingresso in campo. Adesso vi comunicheremo il tutto nel frattempo al minuto 62, quindi questi cambi. Jammeh avanza sempre con tanta personalità, palla dentro per il neo entrato, poi la blocca Marino senza troppi problemi. Questo è stato Facundo Margaritini con la maglia numero 18, Testaci, Poglia. Poi Sannasardo mette tutti d'accordo con questo pallone rubato verso Genco, poi Di Peri si torna dietro. Poi palla direttamente dall'altra parte con Jammeh che fa come sempre un grande lavoro. Poi l'arbitro dalle guardarine ha fischiato, ha alzato la bandierina dicendo che la palla fosse già terminata in out. Dunque si riparte dal basso con Cipolla. Palla lunga, cercare Mistretta, sembra tutto regolare. Mistretta, anticipo di Maggio, è stata un po' scomposta la parte del difensore, ha rischiato veramente tanto sul pallone, ma con qualche brivido in realtà, perché da lì se Mistretta avesse preso il tempo probabilmente avrebbe anche trovato il calcio di rigore. Poi anche l'ultima a toccare l'attaccante, quindi tutto ok per il Marineo che si è salvata, ma questo è un tipo di soluzione che probabilmente vedremo adesso per il resto della partita. Palla lunga, Sannasardo la controlla molto bene, poi scarica di Taormina, apre il campo bene dalle parti dei compagni con Di Peri che scatta, ma soprattutto c'è Rotolo che con sinistro non sbaglia praticamente mai.
palla dentro, poi un tocco con il braccio di Diperi ed arriva anche il cartellino giallo per l'esperto difensore del Marineo. Non poteva fare chiaramente nulla, non poteva smaterializzarsi e dunque calcio di punizione giallo corretto da parte del direttore di gara, signor Asaro. Lezione di Marsala, ricordiamo, insieme a Ditta ed Alberti compongono infatti il trio arbitrale, tutti e tre, ricordiamo, di Marsala. Cipolla, l'ex Sacracas, va dalle parti del proprio capitano, ovvero Piero Concialdi, che ha ereditato la fascia da tennis di Mercurio, che invece è uscito al minuto 46. Palla dentro con il petto Mistretta, poi Taormina allontana come può, palla che si impenna, qui prende il tempo di Peri molto bene sul rotolo, è veloce, può partire, finta, rientra, va al centro, Concialdi sporca il pallone, poi Jamais ancora una volta il tocco verso Vinicius e chiude Friccano prima che la palla potesse arrivare su Amisi. La palla però è ancora in campo, non c'è un momento di pausa, lo porto, poi Concialdi, ma bisogna ripartire perché c'è a terra un giocatore, in realtà non ci eravamo accorti di questo, ovvero Mistretta dovrebbe essere. Pronto un cambio invece in casa Marineo, forse Diperi sta uscendo. Vediamo chi entrerà, chi farà il suo ingresso. Minuto 66 di gioco, ancora a terra l'attaccante Mistretta, pronto quindi dicevamo un cambio. Sta per entrare anche Idrissa Camara. Entrerà Bonanno per il Marineo. Invece qui dovrebbe essere Bonanno per Diperi, questo è il cambio sulla fascia, invece Camarà forse proprio per Mistretta, che si è rialzato piuttosto dolorante. Al momento però si è rimesso la pettorina Camarà, perché c'è ancora qualche minuto forse per l'attaccante Mistretta. Vediamo se effettivamente sarà lui a uscire o magari si giocherà con le due punte, chissà. Tanto sarà, anzi no, arriva adesso il cambio, quindi con Camarà ha provato a fare una corsa per continuare il suo riscaldamento, ma proprio per Mistretta per classe 1993 Idrissa Camarà scontra subito con Diperi. Vediamo se la sua esperienza, oltre che la sua stazza fisica, potrà essere un problema per la difesa di casa. Mistretta ha fatto comunque un buon lavoro, ma è stato praticamente quasi sempre fermato dal duo di Perimaggio, anche con l'aiuto di Loporto e di Arusa. Vediamo invece come si comporterà il neo entrato. Sbaglia intanto Cipolla, errore non da lui. Lunga con le mani, poi Friccano mette giù e cambia gioco alle parti dell'entrato Margheritini. Poi Loporto allontana cercando di fare scorrere verso Amisi, c'è l'anticipo di Jamais come sempre, puntualissimo il centrale. Messa con le mani, forse la lascia all'Oporto, vediamo. Marineo che potrebbe anche accontentarsi in realtà di un pareggio, vista la classifica effettivamente non sarebbe una brutta situazione. Comunque anche se in casa contro la formazione che al momento si ritrova al quarto posto, 16 punti, palla dentro Amisi! La traversa, nega il gol del vantaggio che tanto meriterebbe ovviamente il Marineo. Dicevamo che si potrebbe anche accontentare di un pareggio
vi ho appena detto. Testa di Maggio in anticipo su Idrissa Camara, che potrebbe essere forse un duello che vedremo quasi per tutto il resto della partita. Amissi dopo il passaggio sbagliato di Genko, le dribbling ancora, ma Genko mette il piede nel punto giusto. Keba questa volta non avrebbe potuto fare nulla sulla deviazione di Amissi, molto sfortunato l'attaccante. Palla lunga di Peri, poi Cipolla rientra con l'Oporto, tutto ok, poi allontana anche il difensore, palla direttamente dalle parti di Bonanno, poi Vinicius prova il dribbling con Cipolla, si aggancia, tutto ok però per il direttore di gara, poi continua Amissi, è un po' rallentato ma riesce comunque a calciare. Keba in due tempi blocca, ha fatto scorrere il direttore di gara, adesso un gioco un po' più all'inglese da parte del fischietto di Marsala. Galfano un po' in ombra in questo secondo tempo, prova a creare occasione, Galfano è sul mancino, può calciare, lo prova, deviazione, calcio d'angolo. Minuto 70 adesso di gioco, quando mancano 20, anzi 19 alla fine dei tempi regolamentari. Poi chiaramente ci sarà qualcosina da recuperare. Buon lavoro qui, cosa è crossa, perde forse un po' troppo tempo, rientra sul destro, palla dentro, allontana l'Oporto. Fricano cambia lato, gancio di D'Amico, poi mette dentro, deviazione, poi fallo ed anche giallo per D'Amico. Andrà Di Peri a battere. Tutta lunga. Arriva Concialdi, Taormina, poi palla verso Idrissa Camara, prova ad allargare il gioco, c'era Galfano che si stava inserendo, poi Di Peri mette tutti d'accordo, spazzando bene giù di testa a liberare il corpo in velocità di Amissi. Chiude ancora una volta Jammeh però. Sbaglia il passaggio, intercetta molto bene Taormina che apre il gioco, male però. Jammeh, 72 di gioco nel frattempo. Cipolla. Testa di Maggio. Così continua D'Amico, lotta bene Mastro Paolo verso il scatto del compagno orientato Bonanno, palla in verticale per Amissi che attacca la porta, Amissi col mancino che va, palla che rimane, Vinicius! Il vantaggio del Marineo, 1-0, la sblocca meritatamente l'abbraccio con tutta la panchina ed è 1-0. Questa è ovviamente la miglior partita della stagione del Marineo, con il gol di Vinicius al minuto 73 di gioco, dopo una respinta di Keba non perfetta, però forse qualcosa la forse prendeva un po' di più la difesa in realtà piuttosto che il portiere. Adesso arriva il gol quindi che sblocca la gara, 1-0. Adesso vediamo se ci sarà qualche cambio da parte di Mister Galfano. Esultanza da parte del pubblico locale, ma ci sono cambi immediatamente. Entra Guardino per Genko. Questo è il cambio, quindi sì, Guardino per Genko. Piccola
modifica, Pisciotta entra in campo. Vediamo dove si schiererà, probabilmente lì a centrocampo. Nel frattempo si ricomincia quindi con il risultato di 1-0 sbloccato dopo questo gol di Vinicius. Se il neoentrato Pisciotta potrà dare quel qualcosa in più per ritornare sul risultato di pareggio. Sciacca che oggi non sta giocando forse la migliore partita della propria stagione, ciò che invece sta capitando al Marineo. Palla che scorre con Jamé e Rotolo. D'Amico, Rotolo tocca Vinicius, poi Jamé veramente sulla tibia dell'attaccante brasiliano, che poi va giù, cerca un calcio di rigore, ma chiaramente non c'è nulla, neanche giallo per l'attaccante che ci ha provato un po' a prendersi questo rigore con tanta esperienza. Il rigore era molto vicino, Jamé non ha commesso fallo, difensore classe 2000, viene anche invitato a rialzarsi da Cipolla, che non è il capitano ma è uno sicuramente dei veterani dello spogliatoio dello Sciacca. Anche Friccano lascia il campo nel frattempo, vediamo se come si risistemerà la squadra ospite con Kemba tra i palli. Sicuramente entra Caternicchia, Jamé, Cipolla, nel frattempo c'è Caternicchia quindi come terzino destro. Poi ottimo lavoro da parte di Loic Kabasele Amissi, che oggi forse potrebbe anche essere migliore in campo, perché ha fatto veramente una gara praticamente tutto campo, giocando su quell'out di sinistra, ha messo in serie difficoltà tutti. Va giù Vinicius, si continua per il titolo gara, poi con Cialdi dopo l'aiuto di Cipolla avanza con il mancino, cerca un'apertura, testa da parte di Pisciotta, poi Rotolo 1-2 con Camara, poi va giù ma si continua, traversone dentro, ha tagliato verso il centro del campo invece Calfano, non si sono capiti. Minuto 77 di gioco, c'è qualche fumogeno, si può ben evincere sia dall'odore, voi chiaramente non potete sentire ma visibilmente si riesce anche ad intendere. Vediamo gioco fermo per anche crampi, forse per Vinicius, qualche problema per lui, una gara anche per lui totale, battagliando praticamente su tutti i palloni lì davanti, tra con le mani. Vai! Amissi prova a scattare con Cipolla, si abbracciano i due, non c'è nulla per il Toricana, con Cialdi al centro verso Jamé, ancora Cipolla, Caternicchia appena entrato, è fresco, scarica sul compagno, poi palla di ritorno, palla che non ritorna lì però dove forse vuole con Cialdi, che però si guadagna un calcio di punizione, fallo di San Bassardo. Calcio di punizione, con Cialdi andrà a battere minuto 78 di gioco, mancano 12 alla fine di questa partita, chiaramente salvo il recupero. Con Cialdi, traversone con il mancino, testa ci ha provato lo Sciacca ma non ci è riuscito. Caternicchia con Cialdi, si chiede alla sua tecnica forse qualcosina in più, Marino esce con le mani, non perfetto, poi allontana invece Tormina. Amissi può puntare in velocità, è veloce, lo fa, salta l'uomo, Amissi
presa a larga il gioco, fa tutto solo, Amisi avanza, va sul mancino, trova Sanna Sardo, va a terra Amisi ma si continua. Sanna Sardo rientra, finta contro finta, va giù ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Marineo al 79. L'episodio che può veramente, possiamo dire, cambiare la partita. Questo calcio di rigore. in area di rigore c'era un... Sì, allora intanto E quindi calcio di rigore, vediamo chi batte perché Maggio ha il pallone già tra le braccia e l'opposizione, quindi sì, la decisione credo che sia abbastanza scontata, effettivamente potevamo anche intuirlo da soli perché ha battuto tutti i calci di punizione, quindi dal dischetto non poteva che andare lui, il capitano Francesco Maggio. Occasione di portare sotto sul 2-0, potrebbe essere veramente incredibile, forse la vigilia difficilmente auspicabile. Andrà Maggio, pallone che pesa tantissimo, va con il destro Maggio centrale, 2-0 Marineo, e adesso è veramente sempre più vicina la vittoria, il capitano che quasi si fa scrollare in questo momento. Si mette adesso veramente in salita più che mai per lo Sciacca, che oggi non ha però giocato una partita delle sue. Forse c'è un cartellino, vediamo per chi, però non si è capito. Ruggisce. Punto di battuta, vediamo adesso Concialdi ma anche Pisciotta. Gioco fermo per ora, sempre 2-0 il risultato, quindi minuto 81 si è sbloccata, si è stappata questa partita e l'ha fatto in direzione Marineo. Concialdi, Drissa Camara col mancino, sempre Concialdi, si prova probabilmente il tutto per tutto quando mancano 9 minuti, anzi 8, testa di D'Amico per Pisciotta dentro al rigore, viene tallonato però da Maggio. Camara, buon dribbling, va a calciare 2 volte, 3 volte, poi palla dentro, 1-2, Camara casca giù ed è simulazione di Camara, ed è giallo per l'attaccante, si chiedeva un calcio di rigore, non per il direttore di gara che dunque ammonisce l'attaccante. Questo è il secondo giallo per simulazione, abbiamo già visto uno ai danni dell'altro centravanti, ovvero Vinicius, maglia numero 9 del Marineo. Nel frattempo Amisi che sta caricando la sua porzione di pubblico. Amisi sta parlando con il pubblico, vuole caricare. Una grande partita, poi chiederemo a mister Marino infatti se probabilmente è il migliore in campo di oggi. Andrà Marino, palla alta, si scontrano i due giovani, con Rotolo che chiede subito il pallone per poter ribattere, però adesso mancano un po' i palloni. Minuto 83, mancano 7 di gioco, si torna dietro, Cipolla, Cheba, Maggio ancora una volta svetta più in alto di tutti, anticipo su Calfano, molto bene, Amisi è tanto veloce contro Cipolla, l'ultimo a toccare però il difensore, sarà calcio d'angolo. Forse anche un calcio di punizione, il difensore non è stato dato, però calcio d'angolo. Amisi sicuramente non ha fretta di battere, aspetta Sanna Sardo, forse un primo tempo
possiamo anche dire negativo, però nel secondo praticamente ha cambiato modo di giocare, lì è venuto fuori il 10. Maggio, conclusione da fuori, ci prova praticamente sempre Maggio, sulla pressione anche di Pisciotta. Jamais. Poi si lotta sul fondo, Camarà scivola anche lui, aveva preso quel pallone, aveva rubato quella palla lì davanti, ma poi il terreno non l'ha aiutato perché è scivolato l'attaccante. Dunque rimessa per il Marineo con l'Oporto che andrà a battere la rimessa. Lunga di testa Vinicius, poi Sanasardo si ferma, sa che non ne può riprendere su questo pallone. Questo infatti in anticipo Cipolla, che ha un po' tagliato anche la strada al giovane fantasista numero 10, Jamais. Cipolla, pressione di Vinicius, lo salta, è già ammonito, qui rischia tanto Vinicius perché forse non si ricordava del giallo preso, un fallo tattico, viene graziato dal direttore di gara, non era chiaramente un fallo cattivo, però è già ammonito, ricordiamo. Intanto Piero Concaldi sul punto di battuta andrà sicuramente lungo, minuto 86 di gioco, mancano 4 minuti, poi qualcosina da recuperare, ci aspettiamo un recupero di almeno 3-4 minuti, perché interruzione c'è stata, poi 3 gol, il rigore e tutto. Concaldi fa a lungo, cercare la testa di Cipolla, si distende Marino, ma è un tuffo quasi per provare a fare il massimo, ma chiaramente la palla era fuori già di tanto. Tra Marino che vuole tutti i compagni avanti, vuole far alzare questo baricentro. Jamais svirgola un po', lotta con Amisi, va giù il difensore, lascia continuare però. Poi Kepa non perfetto, Rotolo col mancino trova compagno ben messo, poi D'Amico cambia gioco verso Caternicchia, ma c'è in anticipo Concaldi, prova con la sua tecnica Caternicchia, taglia bene verso il centro del campo, vediamo se taglia ancora, lo fa, poi scarica Camara, spara alla porta, si appoggia, forse un po' troppo dietro da Jamais, Rotolo lascia al compagno che è più vicino alla porta, poi D'Amico e ha perso forse il momento lo Sciacca di attaccare. Camara chiude Taormina, poi si riparte con la velocità di Vinicius, c'è Jamais però in netto anticipo, si torna da Kepa, non è complicato, poi le finte del portiere. Jamais Camara 1-2, Caternicchia avanza con il pallone tra i piedi, va centrale Concaldi con il sinistro, la tiene lì, poi 1-2, Camara spara alla porta, finta ma non riesce a calciare. Poi tocco con fuori gioco di Vinicius che restituisce il pallone a Cipolla. Concaldi allarga bene da Caternicchia che è fresco, scarica su Galfano, 1-2, palla buona di ritorno, ma chiude ancora una volta Arusa in anticipo, poi Amisi è molto veloce contro Concaldi, poi non c'è nulla e Cipolla qui con tanta classe la tiene anche in campo, non era facile. Poi Galfano dribbla anche il direttore di gara, poi invece sbaglia Camara il passaggio di ritorno, nel frattempo va giù forse Crampi, ci sono anche cambi ancora per Ruvolo entrerà con la 20, vediamo posto di chi,
forse per Vinicius, vediamo, perché anche già ammonito, forse non vuole rischiare nulla. Il tempo ha smesso di piovere, al momento già da circa 5 minuti, però temperatura sempre molto molto bassa. Anzi no, esce Sannazzardo, applausi per il 10. Primo tempo dicevamo forse negativo, poi secondo tempo si è rialzato come i grandi giocatori con la maglia numero 10 e ha trascinato i suoi, per lui anche un rigore procurato, poi segnato da Maggio. Maggio e Vinicius sono andati in gol, ricordiamo. Ruvolo. Giammè. Cipolla. Arusa. Sono 5 minuti di recupero, dunque terminerà al minuto 95 questa sfida. Cipolla cerca lo spazio però per crederci per lo Sciacca. Cipolla salta tutti, allarga bene, Caternicchia potrebbe crossare, lo fa adesso, buona versione con le mani Marino, con i pugni, poi colpo di testa Camara con il sinistro, non trova la porta, si era anche coordinato bene ma forse non si era girato nel modo corretto. Non ha fretta di battere chiaramente Marino, il risultato sorride alla squadra di casa, 2-0 per chi si fosse situato in questo istante. Gol di Vinicius e di Maggio sul rigore, Vinicius invece con un facile tap-in, una grande azione però, partita da Amisi. Caternicchia, poi l'ultimo tocco è di Ruvolo, però c'è un intervento irregolare precedente, quindi calcio di punizione. Giammè. Rotolo fa incontro qui molto bene il compagno, poi si allunga un po' troppo il pallone, lo porto, mette una pezza, Amisi forse ci può arrivare e invece no. Sono passati già 1 minuto e 30, dunque mancano 3:30 chiaramente alla fine di questa partita, perché sono 5 quelli di extra time. Nel frattempo prova a lottare Pisciotta, non ne riesce però. E dunque si riparte dal basso con Maggio che come sempre si sostituisce anche a Marino e andrà probabilmente lunghissimo. Sventagliata in avanti a cercare colpo di testa dei compagni, ma non c'è nulla con Mastro Paolo che ci ha provato, poi lo porto, chiude bene. Una volta una chiusura ottima da parte del giovane difensore, forse 2003 ricordiamo. Giammè avanza, Camara con il mancino, prova ad aprire dalle parti di Pisciotta che ha fatto un buon taglio, però pizzicato in posizione di fuorigioco, dunque gioco fermo e calcio di punizione per il Marineo, risultato di 2-0, ricordiamo, quando mancano praticamente poco meno di 2 minuti e mezzo. È vicinissimo quindi al 9° punto in classifica il Marineo, che fino a questo momento ne aveva totalizzati soltanto 6. Oggi l'esordio in panchina probabilmente con vittoria e quindi convincente da parte di mister Marino, che è arrivato qui ha forse un po' cambiato quelle che erano le certezze di questa squadra, con qualche cambio, impostazione di gioco diversa, tanta grinta, tanta tenacia, una vittoria che si avvicina sempre di più. Lo so che a casa poi tra l'altro Concialdi, poi Caternicchia, Cipolla va verso il centro del campo saltando l'uomo, Camara, questo sto giocando come centrocampista, come attaccante, il entrato. Poi scivolata Galfano, ci prova in mezzo a 2 con il mancino e se calcia Galfano direttamente però tra le braccia di Marino. Gioco per un attimino forse fermo, vediamo perché ce ne sono crampi per Arusa. Manca veramente pochissimo, manca poco più di 1 minuto. Intervento anche da parte dello staff medico.
chiamato adesso. Si gioca un attimino col cronometro, gioco fermo. Minuto 94. Vediamo se l'arbitro farà recuperare anche questa piccola interruzione o se invece alle 95 fischierà la fine del match. Vedremo Concaldi e Cipolla a colloquio, stanno forse dialogando un po' su quel qualcosa che non ha funzionato in questa partita. Tempo il pallone deve essere rimesso in campo, siamo praticamente arrivati quasi al minuto 95, ma qualcosina bisognerà recuperarla perché il gioco è stato fermo almeno un minuto, quindi crediamo almeno fino al 96esimo. Il pallone viene rimesso lì. Con Taormina che lascia il campo, minuto 95, cambio ancora per il Marineo. Nel tempo il pallone posizionato lì, però palla su Marino, minuto 95 e 21, siamo già oltre i 5 di recupero, ma qualcosina si recupererà sicuramente, vediamo. Sembra di sì, Vinicius si sta prova ad impattare con Cipolla, poi Amisi stacca Jammeh, va giù, ma si continua, che va subito a fare correre Concaldi, forse è l'ultima occasione di questa partita. Trissa Camara allarga delle parti del solito Galfano, sempre molto tecnico, se va sul suo mancino, finta, poi cerca a destra Caternicchia, traversone, deviazione, calcio d'angolo, c'è ancora spazio per giocare. Siamo già al minuto 96, ben oltre un minuto, ma dicevamo c'è stato il gioco fermo per almeno 1 minuto e 30, quindi crediamo che almeno altri 30 secondi si giocherà sicuramente, quindi c'è ancora spazio per un'altra occasione. Sarà quindi calcio d'angolo con Piero Concaldi sul punto di battuta, va con il mancino a cercare il secondo palo, Marino esce con le mani, ma va bene così perché finisce la partita, vince il Marineo con i risultati 2-0 contro lo Sciacca dopo 96 minuti di fuoco. Vittoria importante per il Marineo che dunque vince tra le mura amiche e convince soprattutto la prima in assoluto di Mister Marino, e lo fa con una vittoria importante contro lo Sciacca con il risultato di 2-0. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisile è tutto, alla prossima!